Amici bellini, buongiorno. Ho dormito un po' di più del solito e mi scuso perché devo essere sveglio e attivo per voi, per darvi notizie, approfondimenti e anche opinioni. In questo caso è una giornata dove bisogna dare un'opinione perché quello che è successo ieri Milan-Roma è una roba sconcertante, ecco, credo che... però ho un'opinione molto particolare al riguardo, quindi cominciamo. Ne parla anche l'applicazione OneFootball che io vi invito a scaricare e che vi mostro qui sul green screen, i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Lasciate un like a me, poi insomma è una questione di cortesia. Voglio ringraziare oltretutto, prima di cominciare, un altro amico bellino che è diventato abbonato bellino e quindi un ringraziamento speciale va anche a lui. Ma andiamo senza indugio a ripercorrere quello che è successo ieri nella partita. Io ero live su un'altra piattaforma con Melina Podcast. C'era Colpo Gobbo, c'era la Franci Loca, la tifosa atalantina di Instagram, e c'era Amy Scouting, che è un match analyst, quindi lui super partes, non tifoso, che insomma abbiamo parlato di calcio per un'oretta durante la partita a Milan-Roma. E dopodiché, quando abbiamo finito insomma la partita, quando abbiamo finito la live, mi sono sintonizzato sulla partita ed ecco che ho cominciato a vedere cose strane. Ora è evidente che le più grosse responsabilità ce l'ha il VAR. Quello che noi ci dobbiamo chiedere è: può o deve intervenire il VAR in queste situazioni? Fatemi sapere anche nei commenti, anche se tecnicamente non fosse possibile, magari se in quel momento l'arbitro dice no, ho visto io, ok? Il VAR dovrebbe o meno dire hai visto tu ma hai visto male e quindi vieni a rivederla così puoi decidere stesso tu, oppure il VAR può dire tranquillamente guarda è evidente, è il chiaro ed evidente errore, in questo momento non c'è nessun dubbio, è un chiaro ed evidente errore, quello ha calciato l'aria, quell'altro il fallo è addirittura al contrario, quindi così. Allora io credo che Giacomelli si sia reso conto in campo di aver fatto l'errore, non possono tornare indietro perché ricordatevi, cioè possono, ma vanno incontro ad una punizione perché quando ammettono l'errore in campo, ogni volta che l'arbitro, sta scritto sui regolamenti, ce lo hanno confermato, ogni volta che l'arbitro utilizza il VAR e cambia una sua decisione, perde del punteggio e quindi quando perdono del punteggio scendono in graduatoria e risultano meno importanti e meno bravi. Quindi muore il calcio, perché se uno vuole conservarsi la sua reputazione a livello di punteggio, muore il calcio perché lui preferisce non andare al VAR piuttosto che cambiare una propria decisione. È evidente che anche se non ha cambiato la decisione, è agli occhi di tutti, non può avere un grosso voto. Io poi vorrei capire perché i voti non li possiamo vedere, perché non possiamo sapere il giudizio di Rizzoli sull'arbitraggio. Ogni volta si chiudono in un mutismo. E io questo che non capisco, parlate, fateci sentire le comunicazioni del VAR come succede nel football americano che lo dicono a tutto e al pubblico, fateci sentire e noi poi giudichiamo da casa, perché poi non possiamo cambiare le decisioni, ma almeno possiamo giudicare con cognizione di causa, no? Quello ha detto una stronzata, ecco, allora deve essere punito ed mi sembra evidente. Allora, Giacomelli è un eroe. E vi dico perché Giacomelli è un eroe in questo caso. Perché lui, facendo il doppio errore, il classico doppio errore dell'arbitro, riequilibra Ibra, una partita che altrimenti sarebbe, insomma, stata molto condizionata dal primo errore. Il doppio errore dell'arbitro è un doppio errore, quindi è una cosa che lo rende due volte scarso e due volte in errore. Però in questo caso sentite che le polemiche sono di meno, sentite che né il Milan né la Roma si potranno lamentare più di tanto. Fonseca ha detto non voglio parlarne, Pioli ha detto non voglio parlarne. È ovvio, se ce ne fosse stato solo uno di errore, o da una parte o dall'altra, sarebbe caduto tutto il Gesù Cristo del calendario dei santi.
Quindi Giacomelli si è esposto al pubblico giudizio facendo 2 errori e quindi risultando assolutamente inadeguato per certe tipi di partite, però ha salvato la partita. Diciamo che in questo caso, visto che erano molto vicini anche i due rigori, in qualche modo la partita non è stata falsata da questi episodi. Poi, ovviamente io non l'ho vista nello specifico, quindi voi mi potrete dire se ci sono state altre cose gravi. Ho visto che dopo lui ha perso la bussola, sono volati i cartellini, si vedeva che era teso proprio in volto e entrambe le squadre si sentivano penalizzate. È ovvio, se in campo non ti rendi neanche conto, vedi una cosa che non ti va bene e giustamente ti senti penalizzato. Però lui ha salvato la partita, non ha salvato se stesso, ma ha salvato la partita con questo doppio errore. Dopodiché bisogna affrontare il discorso del VAR. Io credo, ed è un'ipotesi mia, è un'illazione, non ha nessun fondamento di verità assoluta, però io credo che nel momento in cui lui nel primo errore dice ho visto io, non vi preoccupate se l'hanno chiamato o meno, comunque lui è sicuro e non vuole andare a vedere. Nel secondo caso, che lui indica subito, proprio per apparare la cosa, secondo me il VAR in quel momento che vede che Mancini calcia l'aria, non prende proprio Cialanoglu e Cialanoglu che è già in corsa e sbatte contro lui perché cade, anticipa ma poi in realtà basta l'intenzione del fallo. No, in realtà, secondo me il VAR dice semplicemente guarda, questo non è come quell'altro, adesso lo devi dare. Perché non lo sapremo mai, ma credo che in questo caso abbiano confermato l'errore perché il VAR in questo momento ha tutti gli strumenti a disposizione per dirti no, non ci siamo, ancora una volta non ci siamo, hai sbagliato prima, sbagli anche adesso. Che facciamo? Penalizziamo assolutamente il Milan, che tra l'altro è primo in classifica a punteggio pieno e quindi può sembrare una cosa anche perché l'Italia è il paese dei sospetti, l'Italia è il paese dove noi non crediamo a niente, e anche giustamente perché ne abbiamo viste di schifezze. Allora se avessero poi confermato quello per la Roma e non dato quello ad Ibra, sarebbe successo di tutto e avrebbero detto vedi, lo vogliono fermare perché altrimenti scappa il Milan e il campionato non è interessante. Ora noi di tutto questo siamo spettatori non paganti di questa storia, non ci interessa perché noi non stiamo lottando per lo scudetto assolutamente. Gli amici bellini mi scrivono, fatemi togliere sempre la suoneria perché non è il caso, ma è importante secondo me sottolineare che o cambia qualcosa nel regolamento oppure questi continueranno a fare quello che vogliono in un caso o nell'altro, in un caso di inadeguatezza o in un caso di sudditanza, in un caso dove loro credono che quella è la cosa giusta da fare, indirizzare una gara piuttosto che un'altra, invece che essere arbitro. L'arbitro deve essere insindacabile, deve essere quello là che valuta la cosa che avviene, non deve avere un giudizio e dice ok, questa partita ma pochi cartellini, lascio fare il primo tempo e poi non c'ha da fare così. Se un fallo è da ammonizione subito, bisogna ammonire subito, altrimenti comunque favorisci una squadra e ne penalizzi un'altra. Questo è il mio pensiero per quanto riguarda la situazione degli arbitri. Domani vi ricordo l'appuntamento live con Antonio Moschella dove faremo l'approfondimento del Real Sociedad. Bisogna capire se Zielinski ed Elmas sono recuperabili in effetti. Si sono allenati con il gruppo e quindi va bene. Non so se sono abili e arruolabili nel senso di in forma per la partita, probabilmente non per partire dall'inizio, quindi ci dobbiamo inventare un'altra formazione. Non so se avremo modo di far riposare Mertens. Petagna, che ne dite? Fatemi sapere voi nei commenti. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo era un piccolo approfondimento doveroso, direi, perché così non va bene, perché poi uno dice che uno piange e allora no, fallo di Lozano. Quando si vince si dice. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.